stata una giornata emozionante da stamattina, da quando il percorso è partito, quindi non solo in città ma anche in provincia. Credo che sia stata una grande festa, io ho visto Mantova veramente le strade piene di bambini, di gente che sventolavano le bandiere, quindi è stata veramente una grande festa. Adesso compito del CONI sarà che questa festa non rimanga a queste 24 ore. I valori olimpici sono valori che dovremmo vivere quotidianamente tutti quanti, indipendentemente dal nostro lavoro, quindi il rispetto, la pace, l'amicizia, la solidarietà. Sono valori che non valgono solo per lo sport ma valgono soprattutto per la vita quotidiana. Sta a noi appunto portarli avanti giorno dopo giorno. Il piacere qui a Mantova, eccolo qua. La rampa, Roberto percorre gli ultimi passi, siamo pronti per scrivere un'altra pagina della fiamma olimpica, qui a Mantova, ci siamo! Roberto, tu ne hai viste tante, ma questa è un'emozione nuova che non avevi mai vissuto. Sì, sono emozionato, mi trovavo meglio in area. Dai, era il mio posto. Comunque grazie, un abbraccio a tutti i mantovani che mi avete fatto anche emozionare. È una soddisfazione enorme, ecco, io ho fatto il mondiale, ho fatto gol in finale, però un'emozione come oggi, come questa sera, sentire tutti i mantovani menzionarmi è una gioia immensa, ecco, e mi sto ancora emozionando. Meno male che c'è lo sport, che lo sport ti fa sempre vincere, ecco, ti tiene lontano dagli ossi, dalla droga, perché se vuoi fare veramente il professionista serio ci sono delle regole da rispettare. Sono passione, un grande viaggio, una sola fiamma. Personalmente vivo il fascino dei 5 cerchi fin da quando ero ragazzo, della mia passione ne ho fatto la professione, vivere giornate magiche come questa è un orgoglio, è un onore aver portato la torcia olimpica, che è un messaggio universale proprio per lo sport, per la speranza e per l'inclusione. Per me oggi non è stata una sfilata, non è quello il senso, ma il senso profondo dei valori dello sport, e sono veramente tanti, soprattutto per le nuove generazioni, come la passione, il talento, l'energia proprio che dà lo sport, ed è una grande occasione per Mantova, per il nostro territorio, ma credo anche per la bellezza della nostra Italia, attraverso Milano Cortina, dimostrare al mondo che bellezza e che potenza ha l'Italia attraverso la forza dello sport. Sta a noi allenatori, a noi istruttori, a noi insegnanti rimanere al passo con le nuove generazioni che hanno potenzialità enormi, ed è bello vedere questo entusiasmo nei ragazzi che va alimentato nella scuola, nei valori della famiglia e soprattutto quelli dello sport. Grazie a tutti, ci vediamo domani a Vicenza, siete stati magnifici, tantissimi presenti, e ricordiamolo a tutti che Mantova